Oggi ho avuto modo di provare la MSA 190, motosega a batteria. Si può trovare in conformazione da 1/4 e 3/8 IP. Ho avuto modo di provare quella da 3/8 IP, ho avuto modo di provarla con una barra da 30 cm con la catena da 3/8, perché è una motosega che nasce sia per utilizzarla con 1/4 che 3/8 IP. Prime impressioni: macchina molto equilibrata, utilizzando una 200S come batteria. È una macchina molto leggera, si va a incastrare diciamo tra la 161, quindi una macchina sempre a batteria un po' più piccolina diciamo, perché la usi principalmente con 1/4, e la 220 che è un po' più grossa, simile alla 200T a scoppio. Macchina comunque ben bilanciata, la consiglio anche a un utilizzatore professionale, mentre per un cliente finale che può essere privato, quindi un privato esigente, può essere una giusta soluzione, anche visto il prezzo giustamente, però anche molto intuitiva da utilizzare, è veramente una bella macchina.